Dal paradiso all'inferno in pochi minuti. È quanto successo alla Castrum Favara che nella quarta giornata del campionato di Serie D ha visto sfumare la sua prima vittoria. Allo stadio Tomaselli di Caltanissetta la squadra favarese è uscita sconfitta immeritatamente per 3-2 dal confronto con la Nissa. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca non solo per il risultato finale, ma per il modo in cui è arrivata. Una beffa maturata nei minuti di recupero, quando ormai tutto sembrava indirizzato verso un giusto successo. La squadra favarese domina il primo tempo, creando numerose occasioni da gol. Favara che va in vantaggio al 42esimo con De Min di testa e con il raddoppio che arriva 3 minuti dopo con un bel tiro di piazza. Il 2-0 è servito. La Nissa va al riposo in svantaggio di 2 reti e sotto i fischi dei propri tifosi, visibilmente delusi dalla prestazione della loro squadra. Nel secondo tempo la Nissa prova a reagire, ma il Favara non accenna a calare il ritmo. La Nissa riapre la partita al 62esimo con un gol di Palermo che fa esplodere il pubblico di casa. La Castrum Favara non si fa intimorire e continua a macinare gioco, sfiorando più volte il 3-1. Clamorosa l'azione di Vaccaro con un difensore che compie un autentico miracolo respingendo sulla linea di porta un tiro ravvicinato. La speranza di portare a casa i 3 punti è ancora viva, ma poco dopo, su un capovolgimento di fronte, la Nissa all'88esimo trova il gol del 2-2 con Terranova, pareggiando la partita in modo sorprendente. Proprio nei minuti finali, mentre la Castrum Favara sembra poter resistere fino al triplice fischio, la beffa è completa. Al 92esimo il gol del 3-2 di Grafl fa esplodere di gioia i tifosi locali e segna la prima sconfitta stagionale per la squadra favarese. La prestazione, nonostante la sconfitta, è da considerarsi molto positiva. La Castrum Favara ha dimostrato di avere gioco, carattere e determinazione, elementi che con il tempo le permetteranno di ottenere soddisfazioni importanti. Ecco le interviste in sala stampa con Pietro Infantino che prima di affrontare gli aspetti tecnici spiazza i giornalisti presenti e manifesta tutta la propria rabbia nel sentire continuamente per il secondo anno consecutivo offese alla propria famiglia. Pietro Infantino, rammarico per come è andata questa partita che avevate avete avuto in mano per molto tempo. Cosa non è andato nel finale? Innanzitutto vorrei sottolineare una cosa. Mia madre è morta da poco e questo è il secondo anno che vengo a Caltanissetta e offendono mia moglie e mia mamma. Caltanissetta è una città nobile. Questi tifosi non si meritano di abitare in questa splendida città. Questo è il secondo anno che vengo qua e offendono mia moglie e mia mamma. Il calcio non c'entra nulla, devo fare i complimenti ai miei uomini per come hanno affrontato con grande personalità, con grande gioco, con grande qualità questa corazzata, perché non la scopro io la Nissa. La Nissa è stata costruita per lottare con la regina per vincere questo campionato. Sicuramente noi abbiamo fatto per 60-70 minuti una partita strepitosa, meritavamo la vittoria. Siamo stati sfortunati sul 2-1, abbiamo sbagliato due volte abbiamo sbagliato, ci sono stati 2 salvataggi sulla linea del 3-1, poi si sa, abbiamo pagato un po' di stanchezza, l'abbiamo pagato perché domenica no, ma noi siamo soddisfatti, però non siamo stati gratificati per la qualità del gioco e per il risultato. Certe situazioni non mi sono piaciute, però me le tengo per me. Solamente sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Mi spiace perché non meritavano il pareggio, meritavano la vittoria oggi, perché alla fine la qualità gli ultimi minuti, sicuramente quei cambi hanno dato tanta qualità e tanta freschezza alla Nissa e hanno superato e hanno fatto delle giocate importanti. Lei ha affrontato sia la regina e adesso anche la Nissa.
Facendo un confronto, cosa ci può dire? No, non dico nulla, io dico solamente che il Castrum Favara ha fatto 2 partite strepitose con 2 avversari che Di alto livello. di alto livello, con un budget straordinario. Noi facciamo la nostra strada, sono molto ma molto contento di come abbiamo affrontato questa partita, venendo da un'altra partita col Milazzo che è stata tirata. Poi alla lunga i cambi fanno la differenza, poi è normale che ci sono grandi investimenti, hai grandi ricambi. Sembra un po' di fatica, si sente, no? Noi abbiamo sofferto, gli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto tantissimo, però noi prendiamo tutto il bello che vi abbiamo fatto vedere qui a Caltanissetta. Proprio dall'avversario facendo i complimenti al Castrum Favara, perché è davvero una grandissima squadra, l'ha dimostrato nel primo tempo dove ha meritato ampiamente il doppio vantaggio e diciamo ci ha messo in seria difficoltà, quindi il primo tempo è stato di marca nettamente giallo-blu. Devo dire che poi il secondo tempo loro si sono abbassati grazie al fatto che il nostro mister ha portato i dovuti correttivi che ha ritenuto di apportare alla squadra. La squadra ha un cuore, la squadra ha un'anima e siamo stati un po' fortunati perché con molta obiettività il Castrum Favara ha fallito il 3-1, però il calcio è anche questo, la lista ci ha creduto fino all'ultimo, giocatori di grande esperienza, e quando ti lasciano la possibilità di esprimerti secondo quelli che sono i loro canoni calcistici, poi fanno la differenza. È una partita dove forse nessuno alla fine del primo tempo ci avrebbe scommesso, io però dentro di me pensavo che non sarebbe potuta finire così, non ci credevo che avremmo perso in maniera ingloriosa in casa, e la Dea Bendata questa volta ci ha dato una mano.